Sono arrivate questa mattina le prime dosi di vaccino anti-Covid all'ospedale di Rovigo. Può ufficialmente partire dunque la campagna di vaccinazione in Polesine. Con una sorpresa, dai flaconi consegnati si potranno ricavare 6 dosi di vaccino e non 5 come inizialmente previsto. Dunque, anziché considerare 2.925 iniezioni, i kit arrivati a Rovigo renderanno già possibili 3.510 vaccinazioni, che diventeranno 16.380 entro la fine di gennaio, anziché le 13.650 preventivate. A livello veneto, i flaconi in consegna entro il 25 gennaio garantiranno 222.000 vaccini anziché 185.000. Intanto Roberta Rampazzo, fresca di nomina primario della farmacia ospedaliera di Rovigo, ha spiegato nell'occasione che le scorte di vaccino verranno stoccate all'ospedale di Rovigo per tutta l'azienda sanitaria. Partiranno poi da qui verso i singoli punti vaccinali individuati dalla direzione per poter essere somministrati. Noi ci stiamo preparando perché sia tutto pronto già nel pomeriggio, spiega Rampasso, così non appena avremo la conferma della direzione sanitaria dell'ULSS potremo iniziare con i primi vaccini, probabilmente già domani mattina. Come stabilito, i vaccini saranno somministrati in primis agli operatori sanitari esposti ai pazienti Covid, per proseguire poi con altri operatori sanitari del territorio e con le case di riposo, conclude Rampazzo. Entro sabato saranno vaccinate 840 persone.